Tornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il giornalista Mediaset, conduttore di Zona Bianca, vice direttore di Video News, Giuseppe Brindisi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Giuseppe? Eccomi qua, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto su Radio Libertà. Grazie per l'invito. Ma figurati, tenevo molto a questo invito per parlare con te, diciamo, del caso Garlasco. E uno può dire, una radio principalmente politica, come mai tiene così tanto al caso Garlasco? Perché io credo che, diciamo, quello che sta venendo sempre più fuori ponga dei problemi alla polis, cioè no, alla convivenza della polis, alle regole che si danno gli uomini consorziati in società, diciamo, anzitutto relative alla legge e alla sua applicazione. Io introduco solo la nostra chiacchierata dicendo che pensando a la prima inchiesta, diciamo quella che si fece a omicidio appena avvenuto e tutte le sue storture, l'iter processuale che ne conseguì molto accidentato e contraddittorio, seppur come dire, ha messo capo formalmente una sentenza definitiva, la nuova inchiesta e le notizie attorno a essa che escono di giorno in giorno. Morale, io credo che sia molto difficile sostenere oggi che Alberto Stasi è condannato al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è una paranoia, ma è un valore di ogni civiltà, come dire, giuridica occidentale. Un pilastro, è un Due, pilastro. credo sia anche previsto, non sono un esperto, ma sia previsto dal codice penale proprio questo, no? Questa postilla, diciamo che postilla non è. Tutto questo per Giovanni, dire... la tua introduzione dice tutto, perché questo non è soltanto un fatto di cronaca che tra l'altro a distanza di anni continua a interessare molto l'opinione pubblica. Qui intorno a questa storia sono in ballo diversi principi del nostro ordinamento costituzionale. Il più importante lo hai citato tu. E qui c'è in ballo la nostra giustizia, perché se quello che sta accadendo poi andrà in un certo modo, come pare, sembra, qui siamo di fronte, hai detto una cosa giusta, a prescindere da come finirà, faccio questa premessa, è evidente che Alberto Stasi è stato condannato non oltre ogni ragionevole dubbio. Perché magari è colpevole, io non voglio escludere a priori proprio in fase di pregiudizio che Alberto Stasi sia colpevole, ne ho molti dubbi, ma ammesso che sia davvero colpevole, sicuramente l'inchiesta che è stata condotta nei suoi confronti, che poi ha portato a un iter processuale che fa rabbrividire, sicuramente non dà la certezza che appunto sia stato condannato con tutti i crismi che dovrebbe avere una condanna, per cui secondo me è giusto, e lo hanno pensato prima di me e più autorevolmente di me alcuni magistrati, primo Napoleone, il capo della procura di Pavia, provare a capire se questa storia abbia dei risvolti da approfondire, e pare che ce ne siano. Io dico soltanto che un cittadino che sia assolto 2 volte, qui lo ha ribadito anche il ministro della giustizia Nordio proprio da noi a Zona Bianca, insomma, che poi venga condannato in sede di Cassazione con il procuratore generale della Cassazione che in fase di requisitoria chiede che venga assolto, qui in ballo sono i principi del nostro ordinamento giudiziario. Certo, sì, diciamo che è abbastanza irrituale che il procuratore generale chieda l'assoluzione, date anche 2 assoluzioni precedenti, e venga smentito, insomma, no? No, ma capisci, negli Stati Uniti, faccio un esempio, oggi si parla molto di quello che sta combinando Trump negli Stati Uniti, però ci sono dei tasselli, dei cardini dell'ordinamento giudiziario per cui, per esempio, se un imputato viene assolto, l'appello può essere fatto soltanto in casi di errori di forma o di presenza di nuove prove inconfutabili. Insomma, se un imputato è assolto, basta. Come ha detto anche il primo giudice del processo Stasi,
e tra l'altro non è soltanto una sua idea, cioè è meglio avere un colpevole fuori che un innocente dentro, cioè non si può essere gioire o pensare che sia meglio mettere dentro un innocente per dare un senso, per dare una risposta alle domande. Quando un tribunale mette una sentenza, lo fa in nome del popolo italiano. Io credo che il popolo italiano abbia diritto di conoscere la verità. Ovviamente, sai, sulla verità poi possiamo discutere, però qualcosa che sia il più possibile vicina alla verità. Certo, diciamo che questo è anche lo sfondo su cui costruisci il tuo lavoro ogni settimana di Zona Bianca, dove approcci in un modo appunto diciamo non mainstream, cioè privo di certezze perché uno il dubbio lo deve riconoscere questo caso. Allora, visto che vabbè, faccio finta di fare il giornalista e quindi sto al fatto che mercoledì sera, nella ultima puntata di Zona Bianca, Sì, Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, che è il nuovo indagato, sì. verso cui per quanto mi riguarda vale il garantismo che doveva valere anche per Stasi, Assoluto, assoluto, assoluto. però ti ha dato una notizia obiettivamente clamorosa. Ce la vuoi dire, ci vuoi spiegare perché è, come dire, potenzialmente in grado di riscrivere per l'ennesima volta tutto? Ma sai, l'avvocato Rovati che molti, anche sui social, ma non solo sui social, perché poi sui social noi leggiamo di tutto e quindi anche lì andrebbe fatta una scrematura, anche in appelli, in ambienti un po' più autorevoli, insomma, viene guardato con un po' di scetticismo. In realtà Massimo Rovati è uno che la sa lunga, è un avvocato di lungo corso, sa secondo me benissimo quello che fa. Apro e chiudo una piccola parentesi, tutte le famose presunte, perché io continuo a dire presunte fake news sulle quali si è discusso, attenzione, ci sono autorevoli opinionisti che parlano appunto, cioè, c'è un problema di fake news intorno a questa storia e hanno messo nel mirino la procura di Pavia perché sta facendo un'inchiesta che chissà come non va bene. Molte delle cosiddette fake news, e io continuo a dire presunte, le ha diffuse non la Procura di Pavia, non Giuseppe Brindisi, non l'ha diffuse Massimo Rovati, cioè le cose di cui si è parlato in questi mesi, dal santuario della Bozzola, le sue suggestioni, dalla presunta pedofilia, dalla presunta pornografia, da Marco Poggi che probabilmente non era in montagna con la famiglia. Sono tutte suggestioni che ha alimentato l'avvocato Lovati. Questa è la premessa. Quindi perché lo fa? Perché lo dice? Lancia segnali, lancia messaggi? Non si sa. E l'ultimo, appunto, quello a cui ti riferivi tu mercoledì sera. Chi ha visto la trasmissione sa che Lovati ha sganciato questa bomba che all'inizio, nei primi istanti, ci ha lasciati tutti sgomenti. Cioè, nel momento in cui lui dice che alle 11:30 di lunedì 13 agosto a Vigevano, tra le bancarelle della festa, perché quel giorno, il 13 di agosto, a Vigevano è festa, già si parlava di una ragazza uccisa a Garlasco, beh, sai, tenuto conto che secondo quelle che sono le verità processuali di cui tanto si parla, Alberto Stasi ha scoperto che Chiara era in una pozza di sangue nella sua villetta intorno alle 13:40, c'è qualcosa che non va. Certo. Perché le domande sono tante, perché lo dice ora? Questa è la prima. La seconda, com'è possibile alle 11:30 che a Vigevano tra le bancherelle si parlasse di una cosa che era accaduta a pochi chilometri di distanza, a poche centinaia di metri di distanza, ma comunque di cui nessuno oggettivamente poteva conoscere l'esistenza se non gli stessi autori, chi poteva aver diffuso questa notizia, se non gli stessi autori del delitto o lo stesso autore del delitto. A quel punto Stasi non c'è più, perché Stasi sappiamo che viene incastrato da una forchetta di tempo di 23 minuti, dopodiché dalle 9:35 Stasi è sicuramente davanti al suo computer
prima a guardare materiale di un certo tipo, materiale chiamiamolo hot, e poi a scrivere la tesi. Quindi a quel punto che cosa è successo? Certo. Capisci? Cominciano a sorgere ulteriori interrogativi. Ora, Lovati ricorda bene quello che è successo, lui dice di sì, e il 13 agosto è il giorno del mio compleanno, è la festa del paese, quindi è chiaro che è un ricordo abbastanza chiaro, non scolorito dal tempo. E c'è un problema grosso di fondo, cioè nel momento in cui Lovati diventa testimone, perché io a questo punto credo, suppongo, spero che la procura si chieda conto di queste dichiarazioni, può continuare a essere l'avvocato di esempio? Non so. E tra l'altro lui, come dire, immaginava che si sarebbe posto questo tema, quindi veramente capisci? Bravo. Siccome appunto Lovati non è che non sappia il peso, non conosca il peso di quelle che possono essere le sue dichiarazioni, si aprono tutta una serie di interrogativi, di scenari che adesso andremo nelle prossime settimane ad approfondire. Per esempio c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare, cioè c'è sempre detto che quel 13 agosto, vigilia di Ferragosto, Vigevano era deserta, lo dice sempre, lo dice la sua mamma. certo. Lo scenario che invece Lovati ci pone, e io non ti nascondo che una delle cose che andrò a verificare sul posto è evidentemente se c'era la festa del paese, tanto deserte le strade non potevano essere. No, direi di no, certo. No, c'erano le bancarelle, il formaggio, i prodotti tipici, sono un po' di cose da... Si moltiplicano i dubbi, diciamo. Tra l'altro vorrei fare Sì. un inciso, ma su una cosa che hai ricordato tu, perché poi alcune cose acquisite, se non c'è una sentenza definitiva, passano in cavalleria. Io continuo però a pensare da non cronista di nera, quindi sottopongo la domanda. 23 minuti per entrare, commettere una mattanza orrenda, cioè non premere un grilletto, commettere una mattanza orrenda, rimettersi in bici, lavarsi, non essere visto da nessuno, a tornare a casa, accendere il computer. Ti fermo Ma subito. ti voglio solo chiedere, ma questo ventenne bocconiano era un killer dell''ndrangheta, evidentemente? No, ma è un killer di Quentin Tarantino, cioè è Denzel Washington in quella serie di film, adesso non ricordo neanche il nome, cioè è uno che sta lì con un cronometro, ma non sul polso, ce l'ha in testa, entra come vietato 6 minuti da casa sua con la bicicletta, entra in casa, prima parla con Chiara, poi comincia l'aggressione, poi si ferma perché si dice che si è fermato sul divano perché ci sono le gocce lì certo, di sangue, poi adesso viene fuori che beve anche l'estate, poi finisce di compiere quello che compie, porta giù il cadavere, va a lavarsi nel bagno, pulisce tutto, anche le tracce di sangue che non esistono, pulisce il dispenser di sapone, ma non completamente, poi ripulisce alla ben meglio la scena del crimine, porta via dei teli insanguinati, risale con l'arma sulla sua bici, poi torna a casa, si libera dell'arma, ripulisce tutto, le scarpe, e si mette a accendere il computer. Dai ragazzi. Come dire, colpisce che a volte sembra che la logica elementare sia stata ignorata. Ma il problema è che bisognava inserirlo in questa forchetta di 23 minuti, perché altrimenti dalle 9:35 Alberto ha acceso il computer, che qualsiasi cosa abbia fatto sul computer l'ha cominciato a fare, e questo contraddice in realtà cosa aveva detto il medico legale Ballardini, che invece spostava l'orario della morte di Chiara alle 11, 11:30, e però lì alle 11:30 Stasi aveva l'alibi, no? Certo. E quindi siccome l'impressione è che a un certo punto, per motivi che non conosciamo, l'inchiesta abbia deciso di orientarsi tutta su Stasi, di scartare tutte le altre ipotesi, che quindi bisognava, io uso una parola forte, incastrarlo, cioè bisognava assolutamente disegnare la scena del crimine intorno a quei minuti in cui
necessariamente Stasi non aveva l'alibi, e allora lì si è disegnato questo personaggio da film di Quentin Tarantino che con una freddezza micidiale riesce a compiere tutto quello che ha fatto. Però se è così tu mi È stai dicendo, dai, diciamolo chiaramente, è molto inverosimile, molto inverosimile. esatto. Perché se fosse così tu mi stai dicendo però si è capovolta l'ottica normale del diritto, cioè si è partiti da una presunzione di colpevolezza e si sono aggiustati tutti i dettagli attorno No, ad ma esso. non è l'unica anomalia, Giovanni, cioè, qua ci sono un sacco di piste che ora c'è la procura di Pavia io voglio ricordarlo, chi mette in dubbio la bontà di questa inchiesta non sottovaluta la caratura delle persone che ci stanno lavorando. Ci sono 4 magistrati, uno Napoleone famosissimo per la sua carriera integerrima, è stato al CSM, ha fatto numerose inchieste, numerosi processi, altri 3 magistrati, ci sono i carabinieri di Moscova, della famosa caserma milanese Certo, di Moscova, un'eccellenza oggettiva. Oggettiva. Ci sono i RIS con i RIS di Cagliari, tra l'altro gli uomini che sono praticamente, e tra l'altro più uno, io dico sempre più uno perché c'è tutto questo nasce da Nobili, il magistrato della procura di Milano, che a un certo punto si ritrova con una relazione e comincia ad accendere la fiamma del dubbio. Dice: ragazzi, qua c'è un problema, soltanto che a Pavia all'epoca c'era un altro capo della procura, e quindi che poi a un certo punto mette tutto nel cassetto e dice, anche con un malcelato orgoglio, di aver deciso in 21 secondi che le carte che gli arrivavano non erano così importanti, e questo già è una frase secondi. abbastanza agghiacciante. No, è agghiacciante soprattutto perché poi ci sono i 21 secondi e mentre ci sono i 23 minuti per Stasi. Facciamo una pausa a proposito di secondi, ma solo di 30 secondi, sì. E torniamo subito con Giuseppe Brindisi. Radio Libertà ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana, per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Buongiorno a tutti, siamo tornati in diretta con Giuseppe Brindisi, con cui stiamo affrontando i 1001 risvolti del caso Garlasco. Io ti volevo, sull'onda di quello che ci stavi raccontando, ti volevo sottoporre quello che mi pare veramente una contraddizione, no? Cioè noi viviamo in un paese dove la nostra categoria, anzitutto, secondo me in modo malsano, ha sempre visto le procure e i magistrati inquirenti come il Vangelo, il dogma inattaccabile. E questa è una stortura, secondo me, del paese proprio. Come mai solo questi nuovi inquirenti di Pavia che riaprono il caso Garlasco sono invece, come dire, irrisi, sottoposti a scetticismo quotidiano, sminuiti, contraddicendo, no, quella che è il normale approccio, dove spesso invece le procure diventano fonte di veline indiscutibili? Come mai avviene questa schizofrenia? Guarda, io a costo di fare un paragone veramente irriverente, io penso che neanche ai tempi di Falcone e Borsellino ci sia stato un attacco preventivo all'operato della magistratura. Tra l'altro, come ha dovuto rispondere lo stesso Napoleone al ministro Nordio, ma in realtà citando fatti, se nessuna delle notizie sulle quali io stesso per primo, sto discutendo da settimane nelle trasmissioni, arriva dalla procura. Cioè si sta discutendo di storie, di cose, di fatti, di ipotesi, di fotografie, di suggestioni che arrivano dalla precedente inchiesta. Cioè noi non sappiamo, e questo deve preoccupare chi eventualmente ha qualcosa da nascondere. Noi non sappiamo cosa abbia in mano Napoleone, non sappiamo che cosa abbiano in mano i magistrati, perché da loro
non è uscito nulla, se non un comunicato che era relativo, ricorderai, alla famosa impronta 33, certo, che è oggetto di quella fuga, tra virgolette, di notizie, che secondo lo stesso Napoleone, fuga di notizie non è, perché lui cioè, tutti i dati relativi a quell'impronta li aveva già consegnati alle parti. Quindi Napoleone dice, nel caso chiedetevi, guardatevi intorno, no? certo. Non venite da me. Tra l'altro quell'impronta 33 è davvero molto suggestiva, perché adesso si cerca di farla entrare gli avvocati sia della parte civile, quindi diciamo gli avvocati della parte lesa di Chiara Poggi, familiari di Chiara Poggi, sia quelli dell'unico indagato Stempio, cercano di smontarla, devo dire la verità, in modo abbastanza irrituale, se vuoi poi lo possiamo approfondire, ma cercano di farla entrare assolutamente nell'incidente probatorio, cosa che ovviamente il PM ha respinto con una delle sue prerogative. Ma perché? Perché vogliono che entri, mentre prima si erano opposti a che entrasse nell'incidente probatorio? Perché probabilmente c'è un tentativo, forse non esagero nel dire disperato, di provare a chiarire che l'impronta 33 non appartenga a Sempio, o comunque non appartenga al colpevole, all'assassino, cosa che già nel 2020 una relazione dei carabinieri sottolinea, anche se poi appunto si fa finta di non averlo letto. E aggiungo che nelle settimane successive allo stesso omicidio, che quello che è un consulente della famiglia Poggi, che in un'intervista dice sul muro che porta alla cantina c'è probabilmente un'impronta che è la firma dell'assassino. Poi le cose cambiano, molte cose sono cambiate a distanza di 18 anni, e vorrei capire perché. Comunque dicevo, perché mi sono perso in questo fiume di parole, che le notizie di cui stiamo discutendo non arrivano dalla Procura di Pavia. E quindi al massimo è una delle... felice anomalia in questo caso, diciamo. No, ma noi dobbiamo essere contenti. Io ho intervistato a Zona Bianca uno dei consiglieri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, Certo. Claudio Ecker, che ha detto Napoleone è il mio ideale di magistrato, dovrebbe essere l'ideale di magistrato di tutti quanti noi, uno che lavora nell'ombra, uno che non va a fare interviste in televisione, uno che non fa comunicati che non siano strettamente inerenti, uno che lavora nel silenzio. Adesso c'è chi dice però dovrebbe dire. Perché deve dire? Che cosa ha trovato nel canale a Tromello? Perché? Per quale motivo dovrebbe dirlo? Ma tra l'altro sarebbe una cosa contro eventuali indagati, questo, cioè non sarebbe a tutela Certo. in teoria, no, di eventuali. Quindi cosa si cerca di capire? Io so soltanto che qui abbiamo appunto 4 magistrati che tra l'altro su questa storia ovviamente si stanno giocando la reputazione, no? Nel senso che se tu su questa storia vieni sbugiardato platealmente, hai finito. Vabbè, Napoleone non è molto lontano dalla pensione, ma gli altri sono, e comunque ha una reputazione da difendere, gli altri sono giovanissimi, perché dovrebbero a un certo punto aver deciso di andiamo a riaprire questa storia, divertiamoci un po'? Non credo. C'è l'eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, c'è l'eccellenza di un reparto dei Carabinieri, dei RIS. Io direi di aspettare, cioè direi di capire che cosa porta tutta questa storia. Non c'è dubbio. Magari porta a nulla, però io quando leggo, immagino il generale Garofano, che ho avuto spesso nelle mie trasmissioni, che ha una grandissima reputazione, è stato il capo dei RIS, quando dice i RIS ora hanno sbagliato, hanno confuso diciamo la lavorazione dell'intonaco, chiamiamola la veneziana, le imperfezioni dell'intonaco con delle minuzie. Beh ragazzi, io non posso crederci che i RIS che stanno lavorando
a questa cosa abbiano firmato una consulenza in cui abbiano scambiato le impurità dell'intonaco con delle minuzie di un'impronta digitale. E mi rendo conto che appunto sottolineo l'imbarazzo che possa aver provato il Garofano soltanto nel dire questa cosa, visti gli errori pazzeschi che sono stati compiuti durante la prima inchiesta. Cioè Umberto Brindani, il direttore di Gente, ne ha contati 47 nel numero in edicola la settimana scorsa. Incredibile. Ma si è tenuto stretto. Quali sono quelli che ti hanno colpito di più? Guarda, errori a parte i carabinieri che entrano senza calzari sulla scena del crimine, però appunto dicono che non sapevano se si trattava di un incidente domestico piuttosto che un omicidio, vabbè. Ma poi lì succede qualsiasi cosa, cioè la cosa più importante è che quello che l'allora capitano, ora colonnello Cassese, definisce una sciocchezza, quando girano il corpo della povera Chiara e praticamente cancellano quei 4 polpastrelli, quella che è la firma evidente dell'assassino, girando il corpo e facendolo finire in una pozza di sangue, quindi cancellando completamente quella altro firma. Che sciocchezza. Quella è la cosa più eclatante, francamente, la sciocchezza, ma ce ne sono tante. Noi abbiamo visto foto della scena del crimine cambiata, il bagno con una gruccia che per terra sul tappeto, i dispenser in una posizione diversa, i teli, i reperti sul telefono, le tracce non repertate, la televisione dove probabilmente chi era lì nelle ore precedenti aveva giocato alla console che viene lasciata accesa, la console stessa che non è stata repertata, ma tante ce ne sono. Cioè io devo dire la verità, fossi stato Stasi, cioè Stasi ha avuto un equilibrio mentale fortissimo in questi anni, perché io francamente nelle sue stesse condizioni mi sarei dato fuoco, cioè non è possibile, cioè ripeto, io colpevole, però mi devi dimostrare che sono colpevole, non puoi dimostrarmelo con un'inchiesta ed un processo di questo genere, cioè uno diventa matto, ragazzi. No, se no salta tutto, certo. Tra l'altro aggiungo da garantista che il fatto che, come dire, gli inquirenti siano intervenuti sul PC di Stasi, probabilmente magari in buona fede, ma alterando qualcosa anche o tentando di alterare qualcosa, è agghiacciante obiettivamente. Assolutamente, cioè su quel PC è stato fatto di tutto. Adesso vogliamo dire che è stato fatto con colpa e non con dolo, e lo diciamo, ma anche là, cioè lì, tu pensa, era talmente stato manomesso il computer che a un certo punto la difesa di Stasi dice lasciamolo stare, perché lì a quel punto erano stati scaricati, non, lo si scoprirà dopo, da Stasi, dei file temporanei che poi riconducono alla suggestione delle foto pedopornografiche, che non scarica Stasi. Allora ti dico, i difensori di Stasi non vogliono neanche metterlo il computer fino a quando i periti informatici del GIP che poi assolve la prima volta Stasi dicono fermati, abbiamo trovato l'alibi di Stasi, cioè certo. Analizzando quello che è stato fatto sul computer di Stasi da chi è intervenuto nelle ore e nei giorni successivi, abbiamo trovato che Stasi aveva l'alibi, cioè appunto aveva lavorato al computer, non aveva fatto quello che gli si imputava di aver fatto, e quindi riscrivono la storia, ma capisci che ci vogliono i periti per chiarire quello che invece sembrava una delle cose che inchiodavano Alberto Stasi alle proprie responsabilità. Sì, obiettivamente bizzarro. Tu accennavi prima a un'anomalia, te ne aggiungo un'altra, io te le elenco da osservatore. Ma guarda, ce ne sono talmente tante che poi alla fine rischiamo di perderci dall'ora certo. in cui ne parli, perché poi ti vengono in mente cose che
metti da parte, poi ritornano. No, qui mi riferisco proprio a, come dirti, quello che pare in genere l'ABC della cronaca giudiziaria. In questo caso abbiamo, legittimamente ovviamente quello che dico, ma abbiamo un avvocato della parte civile che, come dire, sembra avere una strategia a favore del nuovo indagato. Però abbiamo anche, mi permetto di dire, l'avvocato del nuovo indagato che sostiene espressamente che il condannato in via definitiva è innocente, a volte sembra lavorare più per lui che per il suo assistito. Come si spiegano queste due anomalie? No, sono difficili da spiegare, tant'è che un po' scherzando, il problema è che su questa storia noi proviamo ad alleggerire, ma è una storia che riguarda comunque la vita e la morte di una ragazza. Certo, assolutamente. Come Chiara Poggi, e però si dice potrebbero cambiare, cioè ogni avvocato potrebbe, come in un giro di oca, cambiare posizione. Sì, l'avvocato Lovati dice che Stasi non è colpevole, che probabilmente non è manco entrato, non ha mai neanche visto la Chiara uccisa. È uno scenario che lui disegna più o meno verosimile, poi vedremo. Sì, io sono, devo dire la verità, più perplesso, e credo che non sia mai successo, nel vedere che ci siano gli avvocati della parte civile che, per esempio, a proposito della famosa impronta 33, preparino una consulenza che in qualche modo scagiona l'unico indagato di questa nuova inchiesta. Cioè, in realtà poi non è l'unico, perché sappiamo che è sempre indagato in concorso con altri. Certo. La giustificazione, che ovviamente io devo assolutamente prendere per buona, perché così, è che loro sono legati alla verità processuale, l'ho sentito dire dall'avvocato Tizzoni, e quindi la difendono in questo modo. E però io, che dal punto di vista, sai, formale, dice no, la verità processuale è quella che... E però se io, anche dal punto di vista umano, ho l'impressione, ecco, oltre il ragionevole dubbio, che ci sia una possibile nuova verità, io provo a sondare, no? Se questa verità, questa nuova pista è percorribile. Poi magari mi rendo conto che non lo è, e quindi va bene, e quindi continuerò a dire la verità processuale è quella là. Peraltro, apro e chiudo una parentesi, in un filmato delle Iene di qualche mese fa si vedeva la mamma di Sempio che, a precisa domanda, diceva che c'era l'avvocato Tizzoni, lo dice la mamma di Sempio, quindi sì. Non riporto, magari ha detto una bugia, aveva avvertito, aveva dato a Sempio delle notizie sull'interrogatorio che avrebbe dovuto fare di lì a qualche ora. Lo dice la mamma di Sempio in un video che fa parte dell'inchiesta delle Iene su Garlasco. Ora, anche là, io lo trovo, se fosse vero, ma io penso che non sia vero, sarebbe inusuale, no? Possiamo dirlo? Questo, se fosse vero, direi che dobbiamo addirittura dirlo. Volevo chiederti, a proposito dell'ipotesi in concorso... Ma non ci credo, adesso uso un po' l'atteggiamento di Lovatiano sul famoso testimone più inattendibile della storia della giudiziaria italiana. Ah no, qui allora ti rifai più a De Renzi, scusami, all'avvocato di Stasi. No, è lui che dice che Muschitta è il testimone più inattendibile, peraltro anche il più preciso della storia della vita giudiziaria italiana, perché appunto è stato precisissimo nei dettagli, poi però ha ritrattato tutto, altra grande anomalia di questa storia, e quindi poi è stato anche a processo per calunnia, peraltro assolto, quindi vabbè. Ma anche su Muschitta, scusa, una domanda da logica elementare è: questo si è inventato tutto, no? Tant'è che a verbale alla fine c'è stato... Poi tutto. esce, Allora, parla col padre, intercettati ovviamente, parlando col padre dice no, ma io ho detto la verità. Gli inquirenti non dovevano porsi la domanda e richiamarlo obiettivamente? Un inquirente di buon senso, un inquirente normale probabilmente avrebbe richiamato lui, il padre, la sua datrice di lavoro, il suo collega col quale lui si era sfogato in questo percorso, perché Muschitta va
a rendere quelle dichiarazioni dopo l'arresto di Stasi, e lui dice: io mi sono macerato, lo dice alla sua datrice di lavoro, lo dice al suo collega più volte, non ce la faccio a tenermela dentro questa cosa, vado a dirla. Allora, quando lui ritratta tutto, ci sta che sia appunto uno ha detto: oh, mi sono inventato tutto, probabilmente andavano risentiti tutti quelli ai quali lui si era confidato. Questa è un'ulteriore anomalia, invece no. Però sai, Certo, anche perché ricordiamo, andava quello che così. lui ha ritrattato riguarderebbe il fatto che aveva visto una ragazza bionda Aveva su una visto bici una ragazza nera. bionda che poi lui inquadra, cioè dice: adesso poi dopo averla vista in televisione, credo che sia una delle gemelle K, che è giusto dirlo, non sono indagate, e anzi su Moschitta hanno hanno chiesto un processo per calunnia, quindi Certo. lui è inattendibile, lui è assolutamente inattendibile. Io non so, non posso saperlo, se verrà ascoltato da questi nuovi magistrati di Pavia, magari è stato già ascoltato e non lo sappiamo. A me piacerebbe sapere, a distanza di anni ora, qual è la sua versione su questa storia. Credo che sia interessante per tutti saperlo. Diciamo che dovremmo approfondire qualunque ipotesi di verità, anzitutto perché lo dobbiamo a Chiara, dal mio punto di vista. No, assolutamente sì, e infatti è questa la base del ragionamento che mi porta ad affrontare questo tema. Io credo che ci sia una ragazza che è stata uccisa barbaramente, perché è stata uccisa con modalità che sono veramente per chi l'ha ammazzata la odiava. Certo. La odiava tantissimo, bisogna capire per quali motivi, perché ha infierito sul corpo della povera Chiara, e quindi è giusto capire se ci sono delle strade alternative, giusto percorrere, per poi magari scoprire che non portano anche queste a nulla. E però, proprio per il rispetto che abbiamo ad una ragazza che appunto è stata barbaramente uccisa 18 anni fa, insomma, credo che bisogna guardare con lo stesso rispetto al lavoro che stanno facendo questi magistrati. Indubbiamente. In chiusura volevo solo chiederti questo. La Sì, famosa sentenza definitiva della Cassazione, dove, come sì, ricordavi tu, nonostante l'accusa chiedesse la soluzione di Stasi, venne emessa la condanna. Io sì. leggo il virgolettato perché è importante in questo caso il virgolettato. Nella sentenza che lo condanna c'è scritto che l'andamento dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi fu senz'altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità. Ma io mi chiedo, ma non è sufficiente questo a introdurre il ragionevole dubbio? Ce lo chiediamo tutti, caro Giovanni. E qui il tarlo nella sentenza e nella sentenza stessa. Cioè, oltre ogni ragionevole dubbio, ripeto, l'ha detto Nordio, lo ha sottolineato Nordio, lo dicono importanti giuristi. Cioè, allora io lo dico per l'ultima volta: chiunque abbia letto le carte di questa storia non può non avere altro che ragionevole dubbio. Il grandissimo dubbio che Alberto Stasi sia stato condannato ingiustamente, e ribadisco, io non escludo in linea puramente teorica che Stasi sia stato lui ad ammazzare Chiara, ma per quelle che sono le risultanze dell'inchiesta e l'andamento del processo, Alberto Stasi non andava condannato. No, ed è Non una... c'erano, ed è un obbrobrio, arriverei a dire, giuridico, non si può. Sì, Non sì, si può. è anche un dramma Ripeto, morale. io continuo a dire, ammesso che lui sia davvero il colpevole, io lo do per scontato. Alberto Stasi è il colpevole, se si leggono le carte non si poteva giudicarlo colpevole. Beh, questo, come dire, è un macigno sulla coscienza collettiva, direi. Di tutti quanti noi, certo. Perché questo rischia di essere, se magari no, se verrà dimostrato, e staremo a vedere, un caso giudiziario
che rispetto a quello cioè Tortora rispetto a questo è praticamente nulla. Se lui fosse innocente sarebbe addirittura peggio di Tortora, perché proprio come se avesse ucciso molto, due persone. molto peggio, sarebbe come se avesse peggio. ucciso due persone, indubbiamente. Molto peggio, molto peggio. Giuseppe, io ti ringrazio molto del tuo lavoro, del tuo coraggio e della chiacchierata che hai fatto con noi. Grazie a te. Ti auguro un buon lavoro. Ricordo Zona Bianca ogni mercoledì sera su Rete 4. Grazie Giovanni, grazie a tutti voi. A presto, buon lavoro. Ciao.